Perché nel rapporto, lo citavamo anche prima, c'è scritto che la nostra settima provincia per quanto riguarda gli illeciti nel campo dei rifiuti. Ecco, io penso che noi non dobbiamo far passare nell'ambiguità questo dato, perché abbiamo capito anche dall'intervento di adesso, leggendo la parte specifica del rapporto, che noi parliamo dei rifiuti in generale. Sappiamo che nel campo, è stato appena detto, dei rifiuti, la parte massima, l'80%, addirittura riguarda gli speciali e non gli urbani, però il messaggio che è uscito è che noi siamo la settima provincia italiana per i illeciti nel campo dei rifiuti. Allora, questa cosa bisogna chiarirla, perché il tema dei rifiuti urbani ha a che fare con il modo di comportarsi delle aziende pubbliche, cioè il nostro, e noi pensiamo invece di essere all'avanguardia e di avere un'esperienza di eccellenza. È un presidio straordinario del territorio per quanto riguarda la nostra attività. Quindi, per quanto ci riguarda, siamo molto interessati a non far passare sotto silenzio questo dato di cosa parliamo davvero, perché qui noi abbiamo chi fa le indagini, chi studia e chi presta il servizio. Se parliamo dei rifiuti urbani, vogliamo sapere perché noi siamo su questo punto della classifica non felicissima. Poi sappiamo che è anche un merito far emergere i reati. I 114 reati ambientali del 2011 nella provincia di Venezia è anche un motivo di scovare, da altre parti magari non avviene e quindi emergono di meno, però resta il dato. Poi però bisogna capire quando di questi 114 reati appartiene al campo dei rifiuti speciali, il tema che è stato appena sottolineato come il più sfuggente. Per cui se ne riusciamo a chiarire nella discussione di quali rifiuti parliamo, di quali reati parliamo, ci aiuterebbe tutti a evitare una cosa generale generica che non ci aiuta tanto. Dobbiamo colpire chi localmente o meno crea questa situazione, perché altrimenti vuol dire che i nostri presidi sono insufficienti, non si fa mai abbastanza, lo sappiamo già, ma noi pensiamo di fare molto, almeno in quel campo là, e dove invece si annida l'illegalità o quella occasionale o quella più preoccupante e sistematica che vogliamo perseguire. Questa è una cosa che noi colpiva molto, perché questo messaggio uscito così è interessante e inquietante, quindi da scavarci dentro.